la gira per Molinaro, Calvaruso si accentra, la gira ancora per Molinaro, riceve, passaggio in mezzo interessante Calvaruso, la gira per Runfolo, l'occasione! Ed è il gol di Runfolo, puntata pazzesca di Runfolo, ed è 1-0 3M. Spazio giusto, la squadra del presidente Messeri. Ancora Mineo, può andare, attenzione per calcio 5 pericoloso, palla per Davi Norfo, la para, prova ad andare, palla lunga, fermata da Rizzuto e ancora primo calcio 5 con Mineo si infila in mezzo a 3 ed è un bellissimo gol quello di Fabio Mineo, grande gol. Nel frattempo il pareggio registrato dal primo calcio a 5. Restivo. E qui è un brutto errore, attenzione, pericoloso, sanguinosissimo quel passaggio, molto rischioso. Bene ragazzi, il 3M può andare Calvaruso, bella la giocata qui di Suola per Calò! Ed è subito il 2-1, appena entrato, ha segnato Calò. Proprio del terzo fallo, prova a girare il pallone, Molinaro perde il possesso, ancora per il calcio 5 con Davi, palla per Mineo, in aria Norfo, va Calò in avanti, ferma molto bene Davi, ancora però va Calvaruso, clamorosamente l'occasione, il primo calcio 5. Sgarlata, appena entrato, Calò può prendere il pallone, Calò avanza, Calò il tiro ed è gol di Calò. E adesso sono 11 per Calò i gol segnati, 3-1 3M. Calvaruso imbucata in verticale per Girgenti che sfrutta il fisico, palla per Scavino in aria, il tiro, ottimo recupero di Sgarlata ed è calcio d'angolo, rimessa laterale per i rosanero, il giro palla, Davi, Zapparata chiama l'uomo per accorciare, Guglielmini contro Norfo, la rincorsa, il tiro e c'è il gol del tiro libero e c'è il gol del 3-2 per il Palermo calcio a 5. Intanto il tiro libero per il Palermo calcio a 5, Guglielmini contro Norfo, stavolta Norfo para ed è calcio d'angolo. Rieccoci tornati con il secondo tempo della 3M Palermo calcio a 5. Il 3M la mette in rete con il gol di Vincenzo Calvaruso. Palla lunga, Calò mette giù con difficoltà, diventa un passaggio per Calvaruso che recupera un grande pallone, Cristian Calvaruso in aria, la palla in mezzo, Perona. Molinaro da ultimo uomo deve gestire meglio l'azione, restivo, Molinaro, grande palla per Scalavino, Calvaruso, Molinaro non ci arriva di pochissimo ed era un'occasionissima per andare sul 5-2. Saviano, lo scambio con il numero 19 dovrebbe essere Russo, sì, conferma il Russo che tocca proprio questo pallone, Russo il tiro, Norfo, grande istinto qui, 2-2 il controllo falli, lo confermo, palla per il primo calcio 5, sgallata Norfo fa una parata pazzesca per Molinaro, grande giocata qui di Calvaruso, fa sedere il portiere ed è gol di Calvaruso, 3-5, Palermo calcio a 5 2, risultato davvero incredibile. Palla indietro Molinaro, ritorna intanto però non importa, Di Grazia, Scalavino, Di Grazia può avanzare, va Di Grazia, Carmelo Di Grazia viene fermato ed è fallo, leggermente fuori dall'aria, è Rosso, ultimo uomo, Rosso e il Palermo calcio 5 giocherà per qualche minuto col giocatore in meno. Scalavino, Molinaro, Di Grazia può avanzare, ne approfitta dell'uomo in più, superiorità numerica, Runfolo, Perona e poi Runfolo, ancora Perona, grande parata, grandissima parata, e infatti è rientrato, e poi calcio 5 che rischia, guadagna un fallo ed è finita, il 3M vince e porta a casa questo grande incontro, 5-2, i gol segnati 3 volte da Calvaruso, 2 da Calò.